mozione che andiamo a votare, che stiamo discutendo, dice che in questa dimensione il crocifisso è diventato simbolo stesso della nostra identità culturale, di fratellanza, di giustizia e di pace, e che questi valori assumono una rilevanza ancora più rilevante in presenza di fenomeni migratori di massa. Ora, colleghi consiglieri, a dimostrazione dell'ambiguità, della pretestuosità e della strumentalizzazione di questa mozione e del messaggio che con la stessa si intende veicolare, vorrei far ascoltare a questo Consiglio quanto affermato pubblicamente da un noto esponente della Lega Nord in merito ai valori di fratellanza, di pace e di giustizia, e questo signore ha intitolato il proprio sermone Vangelo secondo Gentilini. Allora, secondo Gentilini, allora Presidente, io le chiedo di poter, anziché dire a voce quello che questo signore ha detto, di farlo ascoltare direttamente, così è più chiaro il messaggio. Grazie. il nostro senso di civiltà e la nostra appartenenza
diciamo che se quello era il Vangelo secondo Gentilini, così l'ha chiamato lui, noi diciamo che ulteriori commenti rispetto al simbolo della croce siano superflui, perché ne vediamo la strumentalizzazione e l'incoerenza. A noi cittadini, che siamo credenti o laici, quel Signore rappresentato dal simbolo della croce, il cui nome è Gesù Cristo, a coloro che lo volevano trarre in inganno rispetto ai doveri civili, cioè alla laicità e alla pratica della propria fede, rispose di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, togliendo ogni ambiguità e contraddizione. E noi riconosciamo i valori espressi da quel Vangelo, non dal Vangelo secondo Gentilini, che sono valori civili e valori spirituali, e anche la cultura dell'accoglienza appartiene ad uno di questi valori espressi da quel simbolo. Allora, per questa realtà di incoerenza tra quello che si vuole far passare come nostra cultura e nostra identità e quello che in altri contesti viene pubblicamente, ripeto pubblicamente, messo in discussione e ridicolo con messaggi veramente pesanti nei confronti della convivenza civile, noi non spendiamo altre parole rispetto a questo e voteremo in astensione. Grazie.